Il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, aprendo la strada al ripristino delle province. Dopo il primo sì della Camera lo scorso ottobre, il testo ha ottenuto il via libera anche da Palazzo Madama. Ora si attende una doppia lettura, a distanza di almeno 90 giorni l'una dall'altra, per l'approvazione definitiva prevista entro fine anno o inizio 2026. Stiamo assolutamente seguendo quelle che erano le nostre previsioni. Avevamo detto maggio la prima lettura al Senato, poi sappiamo che c'è tra il primo e il secondo passaggio 3 mesi di pausa obbligatoria previsti per legge in cui non si possono fare ulteriori votazioni, ma noi avevamo detto in autunno. Se non sarà autunno saranno i primi mesi del 2026, quelli della seconda lettura tra Camera e Senato. In ogni caso per la primavera prossima noi avremo a casa sicuramente quella competenza specifica che ci permetterà di normare. Quando dico ci permetterà di normare, ovviamente dico che ci permetterà di portare una legge su cui stiamo già lavorando ovviamente da anni, che è quindi già sostanzialmente pronta e che ci vede preparati per affrontare questa sfida, che è una sfida di buon senso, perché riavviciniamo di nuovo il potere, le funzioni a servizio dei cittadini e i soldi spesi dai cittadini alla scelta dei cittadini. Il provvedimento inserisce gli enti di area vasta tra quelli locali, con organi eletti direttamente, e affida alla Regione la disciplina su istituzione, confini, funzioni e modalità di governo. Intanto gli uffici regionali sono già al lavoro per predisporre gli atti necessari alla creazione dei nuovi enti intermedi. L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Orberti rimarca l'importanza della creazione di un ente intermedio fra i comuni e la regione per tutte quelle materie che hanno necessità di un soggetto unico e dedicato che se ne possa occupare a tempo pieno. I comuni amministrano un territorio, le regioni hanno il compito di programmare e fare le leggi, ma quando si parla di amministrazione, ma non di un territorio piccolo come quello di un comune, ma di un territorio più vasto come quello delle ex province, serve un ente intermedio, perché non c'è altrimenti un ente che lo fa. E quando decidi di abolire le province e spostare tutte quelle competenze in regione, attribuisci una funzione a un ente che non è stato costruito per esercitarle e quindi rendi il tutto molto più complesso e anche dispendioso e meno efficiente.